Giulio? Sì? Senta, bello, bravo tuo marito, complimenti, Che è successo? Sento che io ho scoperto il diario di mia moglie, sa? Ho scoperto la tresca. Che tresca? Io sono Romeo Caldarrosti, mia moglie... Gli passo lui. Pronto? Oh, Giulio, come va? Va bene? Pronto? Pronto, va bene Giulio? Come stai? Non capisco, chi è che parla? Ma come capisci? Sono io, stavo parlando con tua moglie, mi stava dicendo di una tresca. Ma chi è? Una tresca che insomma praticamente... Ma chi è che parla ora? sono l'amante. A te sei matto, chi sei che parla? No, sono l'amante. L'amante di chi è? Di chi è? Con chi stavo parlando prima? Con chi stavo parlando prima? A te hai sbagliato il numero, amico. No, caro Giulio, non posso aver sbagliato il numero, ti conosco. Oh Giulio, via. Anzi, ti conosco per sentito dire perché... Te sei un fiorentino pisano e sei stronzo o pazzo, non so chi sei. Io sono pisano, va bene? Ma stai attento perché io ti registro chi è che ha chiamato. Io sono pisano e allora che c'ha da dire sui pisani? Niente. Che c'ha da dire sui... No, dimmelo. Io non c'ho da dire nulla. No, dimmi la famosa battuta sui pisani che ti rispondo io. A te stai dicendo l'amante di mia moglie? No, io ho detto l'amante di tua moglie. Io ho detto l'amante, ho detto. Un amante? Ho detto l'amante. Che ha detto un amante. Che c'hai coi pisani? Amanti, cosa c'è coi pisani? Amanti, dimmi. Adesso chi sei? Aspetta, ti controllo il tuo numero e poi dimmelo il numero. Vaffanculo. Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa un ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il